là dove l'acrobazia è cura maniacale del dettaglio, dove la dedizione al sacrificio è patrimonio collettivo e dove lo spirito di corpo è sublimazione, là volano le frecce tricolori, simbolo assoluto di un paese che stenta a riconoscersi. Rivolto, Friuli, Italia e mondo, un Made in Italy che è vanto, lustro e ammirazione in ogni angolo del globo, per un manipolo di Top Gun, 10 in tutto, punto di riferimento di un gruppo di più di 100 specialisti, fra i tecnici un'ottantina, l'ufficio comando e l'ufficio pubbliche relazioni. Questa è la storia di una giornata insieme a loro, presso la base di Rivolto. Questo è il resoconto di come il tricolore ci faccia sentire tutti fieramente italiani. È un compito molto delicato e di grande responsabilità, rappresentare tutto quello che è il sistema paese, le professionalità, ma anche quello che è lo stile tutto italiano. Diciamo che allo stesso tempo è tanto l'orgoglio, le soddisfazioni, il riconoscimento nelle persone di questo simbolo che rappresenta tutto ciò che è positivo nel nostro paese. Lei è stato componente come in varie posizioni, Pony 7, Pony 2, Pony 1, ora è Pony 0. Qual è la differenza tra l'essere in addestramento sempre con il gruppo che vola e invece ad essere nella sua qualità di comandante di Pony 0 a terra spesso per controllare, per dirigere l'addestramento? Il comandante, appunto, a differenza di quanto ci si potrebbe aspettare, non si trova in volo bensì a terra, e il compito è proprio quello di dirigere tutta quella che è la squadra, non composta soltanto dai 10 piloti in volo e quindi dalla formazione, ma da tutte quante le altre persone, quindi oltre 100 uomini e donne che contribuiscono a quello che è il raggiungimento del nostro obiettivo. Ed è un'azione di coordinamento, si torna un po' a vedere la formazione da terra con occhi sicuramente diversi, con gli occhi di chi è stato un pilota all'interno della formazione, sa che cosa vuol dire trovarsi in alcune posizioni, in alcune difficoltà, e quindi ha l'esperienza per poter fornire anche delle indicazioni durante il volo e durante tutta quella che è l'attività che segue il nostro volo. Basti pensare che 30 minuti di volo richiedono sicuramente altrettanto tempo in fase di preparazione, ma soprattutto una volta che si è volato c'è tutta la parte di debriefing e quindi di capire dove bisogna andare a lavorare per raggiungere un'eccellenza. È il 1° marzo 1961, quando nasce la Pattuglia Acrobatica Nazionale, e da allora il programma di volo è rimasto pressoché invariato. 25 minuti con il naso all'insù, 18 manovre che fondono talento e precisione. Se ci si sofferma a pensare che la distanza in volo fra gli Aermach in dotazione alle frecce è di meno di 2 metri, si capisce come la qualità individuale debba per forza coniugarsi alla fiducia reciproca. Velocità e traiettorie sono infatti calcolate a vista. Nei cieli, il tuo vicino, tuo fratello. Ogni anno abbiamo l'inserimento di 1 o 2 nuovi piloti all'interno della formazione, focalizzando l'attenzione sulla parte volo. Ogni anno ci sono anche dei cambi di posizione, questo vuol dire che il pilota dopo 2 anni cambierà posizione e dovrà quindi imparare e iniziare un nuovo addestramento. Sostanzialmente in 5 anni abbiamo una formazione completamente rivoluzionata e la capacità deve essere proprio questa, quella di tramandare alle persone che vengono dopo di noi quelle che sono delle competenze, delle capacità, delle conoscenze applicate al nostro settore, ma soprattutto lo spirito del lavorare tutti quanti insieme. La gerarchia è fondamentale in un ambiente militare, come è fondamentale avere un obiettivo comune e una squadra unita che cerca di arrivare a quell'obiettivo comune. Noi voliamo molto vicino uno all'altro, quindi anche la fiducia reciproca è al massimo e quindi lo scambio di opinioni è sempre aperto.
con il tenente Liberata Daniello dell'ufficio Pubbliche Relazioni delle Frecce Tricolori. Sarebbero tantissime le curiosità da andare a dipanare. Cominciamo con ordine, ci proviamo almeno. La prima, gli aerei, comunque i piloti a bordo, l'U-Tutt'Uno viene chiamato Pony. Abbiamo letto che è un nome mutuato da quelli che erano vecchi nomi di battaglia, chiamiamoli così, dei vecchi squadroni, delle vecchie scuderie. Ancora adesso si è portato questo nome. Come mai? Esatto, l'appellativo Pony affidato ai piloti delle Frecce Tricolori deriva dal fatto che la pattuglia di riserva prima che nascessero le Frecce Tricolori era quella del cavallino rampante. Poiché i piloti erano in fase di addestramento, la neonata pattuglia decise proprio di dare come appellativo ai nuovi piloti quello di Pony. Pony 0 è il comandante delle Frecce Tricolori, Pony 10 il solista. Per un pilota, farne parte è lo zenit di una carriera. Non si entra a far parte delle Frecce Tricolori per soldi o per avanzamento di grado. Questo è un comune gruppo dell'aeronautica militare, che non prevede bonus economici o di carriera. Tu hai iniziato in un reparto operativo, come tutti i piloti che arrivano alla pattuglia acrobatica. Che cosa è che ti ha fatto scattare la voglia, il desiderio di provare ad entrare nella pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori? La voglia di entrare nella pattuglia acrobatica c'è sempre stata. L'aeronautica militare mi ha dato l'opportunità, attraverso un profilo di carriera, di poter accedere alle selezioni per far parte della pattuglia acrobatica e quindi assolutamente non appena ho avuto l'occasione ho richiesto chiaramente di sottopormi alla selezione per essere qui. Il mio sogno era diventare un pilota dell'aeronautica militare, quindi era quello di seguire una grande passione, la passione per il volo, però farlo in modo molto speciale, in quanto ho scelto di servire il nostro paese, quindi di farlo essendo impiegato all'interno dell'aeronautica militare. La passione per le Frecce Tricolori, se vogliamo, è stato un sogno all'interno del sogno, quindi una possibilità che mi è stata presentata successivamente e devo dire che sono estremamente orgoglioso e fortunato. A livello di selezione è anche il gruppo a decidere sui futuri nuovi ingressi. Contano le caratteristiche e le qualità in volo, certo, ma contano altrettanto, se non di più, le doti caratteriali e lo spirito di gruppo. 4-5 anni di stanza, votata alla squadra e al suo numero, il 10, come gli apparecchi in volo, 9 più il solista. L'obiettivo è quello di rientrare in seno ai reparti dell'aeronautica militare e portare proprio l'esperienza maturata all'interno di questo reparto. La mattina è densa di impegni. Briefing meteo, briefing per decidere le posizioni in volo e il programma, che nell'occasione contempla qualche defezione, e poi via in sala spogliatoio per recuperare i caschi e le tute e dirigersi verso i propri velivoli. Diciamo la nostra giornata tipo inizia con un briefing meteo la mattina appena arriviamo, subito dopo la colazione, dove ci vengono illustrate le particolarità del clima e delle condizioni meteorologiche sulla base di Rivolto, se vogliamo su Rivolto, e degli aeroporti che noi utilizziamo come aeroporti alternati in caso in cui non possiamo riatterrare sulla base di Rivolto. Dopodiché diciamo il pilota fa almeno 2 voli al giorno, a volte anche 3, e il volo
diciamo, è composto da un briefing pre-volo dove diciamo, si ripassano insieme tutte le manovre che vengono svolte appunto successivamente con l'aeroplano, al volo vero e proprio, e successivamente la parte di debriefing è molto importante, dove si rivede il volo che è stato ripreso dai nostri fotografi e quindi si vanno a analizzare tutti gli errori commessi e quindi si va a diciamo, addestrarci per non commetterli nel volo successivo. Alle nostre spalle c'è uno dei velivoli che utilizzate per gli addestramenti e per le esibizioni. Si crea un rapporto con la macchina particolare, che è un rapporto uomo-macchina. Si crea questo rapporto? Assolutamente sì, chiaramente volando 2 o 3 volte al giorno si crea assolutamente un feeling che assolutamente ci deve essere tra il pilota e la propria macchina, anzi noi diciamo, cerchiamo di volare sempre con lo stesso aeroplano proprio perché ogni aeroplano ha delle piccole differenze che noi riusciamo a, con la sensibilità che si crea appunto con l'addestramento, riusciamo a percepire. Quindi diciamo, a fine aprile vengono assegnati gli aeroplani ad ogni pilota e diciamo, tutta la stagione acrobatica si fa con la propria macchina. Alle nostre spalle, sotto queste tensostrutture chiamate shelter, abbiamo i velivoli. Sono velivoli italiani, sono Air Macchi. In passato, prima che nascesse la pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori, sono stati utilizzati anche altri velivoli, anche velivoli stranieri come gli Spitfire. In questo caso abbiamo un Air Macchi italiano, si diceva prima, è un ottimo addestratore, perfetto per formare chi deve pilotare, chi deve far parte di quella spettacolare esibizione che è la manifestazione offerta sempre dalle Frecce Tricolori. Sì, è stato scelto all'epoca e si è rilevato nel corso degli anni è un ottimo addestratore, e tant'è che viene impiegato alle scuole di volo dell'aeronautica a Lecce, e anche altre nazioni inviano i propri allievi a queste scuole. Quindi è tuttora un orgoglio, visto che è prodotto e costruito completamente in Italia. La cosa curiosa è che è biposto, quindi veramente l'allievo può essere affiancato dal maestro in loco, in area. Beh, appunto perché è un addestratore si presume che la scuola debba trasmettere le esperienze, per cui diciamo che normalmente nel posto anteriore alle scuole questo,
siede l'allievo e al posto posteriore il pilota istruttore. Un'ultima curiosità legata alle scie, al fumo, che voglio dire è uno dei momenti di maggior attesa da parte del pubblico delle vostre esibizioni. Da cosa sono generati i fumi, ma soprattutto è vero che appunto alcuni aerei, quelli centrali, hanno il bianco e gli altri hanno il fumo colorato all'interno proprio dell'aereo. In base alla posizione vengono riforniti con diciamo, l'olio colorato, ma non è nient'altro che puro olio di vasellina che è pressurizzato nell'impianto del velivolo, viene nebulizzato dopo, diciamo, il cono di scarico, quindi gas molto caldi, quindi non viene bruciato ma solo nebulizzato. Quindi quelli centrali sono riforniti di bianco, quelli all'esterno sono riforniti di olio colorato. È corretto in maniera molto... Vi spiegherò un segreto: anche i velivoli esterni hanno il bianco, dipende dalla figura e viene richiamata dal capo formazione se fumi colorati o fumi bianchi. Quindi tutti i velivoli hanno il bianco, la particolarità che gli esterni hanno il bianco, il rosso ed il verde. Si decolla e si atterra sempre controvento. Infatti, davanti ai nostri occhi, l'addestramento comincia dalle 24 e termina alle 06, come si dice in gergo tecnico, perché il vento è cambiato e le frecce lo assecondano. A proposito, visto che nulla è abbandonato al caso, accanto alle scolaresche che visitano la base ci sono anche i falconieri, chiamati a scacciare ogni tipo di volatile indesiderato. La pista deve rigorosamente essere sgombra e protetta. Proprio ritornando a quello che è il nostro compito, quindi un compito di rappresentanza di professionalità di un sistema paese che funziona, proprio per questo ritengo che sia doveroso da parte nostra, da parte dell'Aeronautica Militare, continuare a fare quello che facciamo, cercando sempre di offrire il meglio e guardando avanti, però mantenendo anche uno sguardo attento su una tradizione, un passato glorioso che esiste. Per quanto riguarda quello che è il nostro compito, necessariamente deve essere portato avanti proprio con un contatto continuo verso i nostri cittadini, proprio perché l'Aeronautica Militare è una forza armata al servizio di tutti i cittadini, e quindi non tutti sanno tutti quelli che sono i compiti a noi assegnati ed è proprio questo che noi rappresentiamo, proprio quelle persone che al nostro pari hanno deciso di servire il nostro paese, però lo fanno molte volte lontano dai riflettori in condizioni ben peggiori delle nostre. Ecco, questa mattina abbiamo visto che vi siete esibiti, avete fatto il vostro lavoro, per noi un'esibizione, per voi un lavoro molto molto serio e fonte di grande addestramento, davanti a tanti bambini. Come vengono selezionati? Chiaramente avete molte richieste di partecipazioni e tot volte alla settimana, mi pare di capire, o comunque tot volte al mese, arrivano bambini a trovarvi. Esatto, l'aeroporto di Rivolto è visitabile nel periodo che va da marzo a settembre, dedichiamo determinate giornate alle visite e le visite sono aperte a scolaresche, gruppi e associazioni. 2-3 allenamenti al giorno, nella bella stagione 2 a settimana a Lignano per simulare le esibizioni sull'acqua, provando e riprovando figure e manovre, tenendo sempre presenti 2 punti cardinali, Codroipo e Udine, gli stessi che i piloti ripropongono fra loro anche in ogni esibizione in giro per il mondo, per indicare l'asse delle loro performance, il margine di errore ridotto all'infinitesimale. Diciamo, a livello di addestramento chiaramente non iniziamo con il programma completo, volando con 10 aeroplani, ma l'addestramento viene fatto per gradi e quindi il pilota neoassegnato alle frecce tricolori inizia a volare con un aeroplano singolo, quindi inizia a prendere confidenza con la macchina per poi essere inserito all'interno della formazione e iniziando a volare con formazioni piccole da 2-3 aeroplani, mano a mano che l'addestramento prosegue, la formazione si completa fino a fine aprile, dove vedrete l'addestramento con la formazione pressoché completa di 10 aeroplani. Ecco, quindi con l'arrivo della bella stagione inizia chiaramente il periodo delle manifestazioni e delle esibizioni, ma nell'arco di un anno solare, quindi come si svolge l'attività di un pilota delle frecce tricolori? Esatto, noi abbiamo, dividiamo in due l'anno solare, in 2 parti, la parte di addestramento che va da ottobre fino a fine aprile e la parte dedicata alle stagioni
La parte dedicata invece alle manifestazioni aeree che va dal 1° maggio a fine settembre, normalmente diciamo. Quindi la parte invernale viene dedicata all'addestramento, voliamo quasi sempre sull'aeroporto di Rivolto. Come dicevo prima, nel periodo di novembre e dicembre le formazioni che volano sono contenute, quindi 2-3 velivoli massimo, e vengono aggiunti aeroplani fino a fine aprile, dove la formazione è pronta, quindi vola già al completo di 10 aeroplani, pronta a esibirsi dal 1° maggio per tutta l'estate, diciamo, nelle varie esibizioni che facciamo in Italia e all'estero. Comandante Slagen, una sua frase pubblicata sulla brochure in cui siete presenti tutti voi delle Frecce Tricolori, lei ha detto 100 uomini e donne, una squadra, un cuore, una mente. Questa è la filosofia delle Frecce Tricolori. Assolutamente, le Frecce Tricolori sono una tessera dell'ampio mosaico di tutte le realtà operative dell'aeronautica militare. Il nostro compito è proprio questo, quindi quello di rappresentare non soltanto delle capacità e delle competenze, ma soprattutto la volontà di sentirsi una squadra e lavorare come una squadra.
Alle nostre spalle c'è uno dei velivoli che utilizzate per gli addestramenti e per le esibizioni. Si crea un rapporto con la macchina particolare, che è un rapporto uomo-macchina. Si crea questo rapporto? Assolutamente sì, chiaramente volando 2 o 3 volte al giorno si crea assolutamente un feeling che assolutamente ci deve essere tra il pilota e la propria macchina. Anzi, noi cerchiamo di volare sempre con lo stesso aeroplano, proprio perché ogni aeroplano ha delle piccole differenze che noi riusciamo con la sensibilità che si crea appunto con l'addestramento, riusciamo a percepire. Quindi a fine aprile vengono assegnati gli aeroplani ad ogni pilota e tutta la stagione acrobatica si fa con la propria macchina. Alle nostre spalle, sotto queste tensostrutture chiamate shelter, abbiamo i velivoli. Sono velivoli italiani, sono Air Macchi. In passato, prima che nascesse la pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori, sono stati utilizzati anche altri velivoli, anche velivoli stranieri come gli Spitfire. In questo caso abbiamo un Air Macchi italiano. Si diceva prima, è un ottimo addestratore, perfetto per formare chi deve pilotare, chi deve far parte di quella spettacolare esibizione che è la manifestazione offerta sempre dalle Frecce Tricolori. Sì, è stato scelto all'epoca ed si è rilevato nel corso degli anni un ottimo addestratore, e tant'è che viene impiegato alle scuole di volo dell'aeronautica a Lecce, e anche altre nazioni inviano i propri allievi a queste scuole. Quindi è tuttora un orgoglio, visto che è prodotto e costruito completamente in Italia. La cosa curiosa è che è biposto, quindi veramente l'allievo può essere affiancato dal maestro in loco, in aria. Beh, appunto perché è un addestratore, si presume che la scuola debba trasmettere le esperienze, per cui diciamo che normalmente nel posto anteriore alle scuole siede l'allievo e al posto posteriore il pilota istruttore. Un'ultima curiosità legata alle scie, al fumo, che voglio dire è uno dei momenti di maggior attesa da parte del pubblico delle vostre esibizioni. Per un pilota farne parte è lo zenith di una carriera. Non si entra a far parte delle Frecce Tricolori per soldi o per avanzamento di grado. Questo è un comune gruppo dell'aeronautica militare, che non prevede bonus economici o di carriera. Tu hai iniziato in un reparto operativo, come tutti i piloti che arrivano alla pattuglia acrobatica. Che cosa è che ti ha fatto scattare la voglia, il desiderio di provare ad entrare nella pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori? La voglia di entrare nella pattuglia acrobatica c'è sempre stata. L'aeronautica militare mi ha dato l'opportunità, attraverso un profilo di carriera, di poter accedere alle selezioni per far parte della pattuglia acrobatica, e quindi assolutamente non appena ho avuto l'occasione ho richiesto chiaramente di sottopormi alla selezione per essere qui. Il mio sogno era diventare un pilota dell'aeronautica militare, quindi era quello di seguire una grande passione, la passione per il volo, però farlo in modo molto speciale, in quanto ho scelto di servire il nostro paese, quindi di farlo essendo impiegato all'interno dell'aeronautica militare. La passione per le Frecce Tricolori, se vogliamo, è stato un sogno all'interno del sogno, quindi una possibilità che mi è stata presentata successivamente, e devo dire che sono estremamente orgoglioso e fortunato. A livello di selezione è anche il gruppo a decidere sui futuri nuovi ingressi. Contano le caratteristiche e le qualità in volo, certo, ma contano altrettanto, se non di più, le doti caratteriali e lo spirito di gruppo. 4-5 anni di stanza, votata alla squadra e al suo numero, il 10, come gli apparecchi in volo, 9 più il solista. L'obiettivo è quello di rientrare in seno ai reparti dell'aeronautica militare e portare proprio l'esperienza maturata all'interno di questo reparto. La mattina è densa di impegni, briefing meteo,
briefing per decidere le posizioni in volo e il programma, che nell'occasione contempla qualche defezione, e poi via, in sala spogliatoio per recuperare i caschi e le tute e dirigersi verso i propri velivoli. Diciamo la nostra giornata tipo inizia con un briefing meteo la mattina appena arriviamo, subito dopo la colazione, dove ci vengono illustrate le particolarità del clima e delle condizioni meteorologiche sulla base di rivolto, se vogliamo su rivolto, e degli aeroporti che noi utilizziamo come aeroporti alternati in caso in cui non possiamo riatterrare sulla base di rivolto. Dopodiché diciamo il pilota fa almeno 2 voli al giorno, a volte anche 3, e il volo diciamo è composto da un briefing pre-volo dove diciamo si ripassano insieme tutte le manovre che vengono svolte appunto successivamente con l'aeroplano, al volo vero e proprio, e successivamente la parte di debriefing è molto importante, dove si rivede il volo che è stato ripreso dai nostri fotografi e quindi si vanno a analizzare tutti gli errori commessi, e quindi si va a diciamo addestrarci per non commetterli nel volo successivo. Là dove l'acrobazia è cura maniacale del dettaglio, dove la dedizione al sacrificio è patrimonio collettivo e dove lo spirito di corpo è sublimazione, là volano le frecce tricolori, simbolo assoluto di un paese che stenta a riconoscersi. Rivolto, Friuli, Italia e mondo, un Made in Italy che è vanto, lustro e ammirazione in ogni angolo del globo, per un manipolo di Top Gun, 10 in tutto, punto di riferimento di un gruppo di più di 100 specialisti, fra i tecnici un'ottantina, l'ufficio comando e l'ufficio pubbliche relazioni. Questa è la storia di una giornata insieme a loro, presso la base di Rivolto. Questo è il resoconto di come il tricolore ci faccia sentire tutti fieramente italiani. È un compito molto delicato e di grande responsabilità, rappresentare tutto quello che è il sistema paese, le professionalità, ma anche quello che è lo stile tutto italiano. Diciamo che allo stesso tempo è tanto l'orgoglio, le soddisfazioni, il riconoscimento nelle persone di questo simbolo che rappresenta tutto ciò che è positivo nel nostro paese. Lei è stato componente come in varie posizioni, poni 7, poni 2, poni 1, ora è poni 0. Qual è la differenza tra l'essere in addestramento sempre con il gruppo che vola
e invece ad essere nella sua qualità di comandante di Pony Zero a terra spesso per controllare, per dirigere l'addestramento. Il comandante, appunto, a differenza di quanto ci si potrebbe aspettare, non si trova in volo bensì a terra, e il compito è proprio quello di dirigere tutta quella che è la squadra, non composta soltanto dai 10 piloti in volo e quindi dalla formazione, ma da tutte quante le altre persone, quindi oltre 100 uomini e donne che contribuiscono a quello che è il raggiungimento del nostro obiettivo. Ed è un'azione di coordinamento, si torna un po' a vedere la formazione da terra con occhi sicuramente diversi, con gli occhi di chi è stato un pilota all'interno della formazione, sa che cosa vuol dire trovarsi in alcune posizioni, in alcune difficoltà, e quindi ha l'esperienza per poter fornire anche delle indicazioni durante il volo e durante tutta quella che è l'attività che segue il nostro volo. Basti pensare che 30 minuti di volo richiedono sicuramente altrettanto tempo in fase di preparazione, ma soprattutto una volta che si è volato c'è tutta la parte di debriefing e quindi da cosa sono generati i fumi, ma soprattutto è vero che appunto alcuni aerei, quelli centrali, hanno il bianco e gli altri hanno il fumo colorato all'interno proprio dell'aereo. In base alla posizione vengono riforniti con diciamo, l'olio colorato, ma non è nient'altro che puro olio di vasellina che pressurizzato nell'impianto del velivolo viene nebulizzato dopo, diciamo, il cono di scarico, quindi gas molto caldi, quindi non viene bruciato ma solo nebulizzato. Quindi quelli centrali sono riforniti di bianco, quelli all'esterno sono riforniti di olio colorato. È corretto in maniera molto... Vi spiegherò un segreto: anche i velivoli esterni hanno il bianco, dipende dalla figura, viene richiamata dal capo formazione se fumi colorati o fumi bianchi. Quindi tutti i velivoli hanno il bianco, la particolarità che gli esterni hanno il bianco, il rosso ed il verde. Si decolla e si atterra sempre controvento. Infatti, davanti ai nostri occhi l'addestramento comincia dalle 24 e termina alle 06, come si dice in gergo tecnico, perché il vento è cambiato e le frecce lo assecondano. A proposito, visto che nulla è abbandonato al caso, accanto alle scolaresche che visitano la base ci sono anche i falconieri, chiamati a scacciare ogni tipo di volatile indesiderato. La pista deve rigorosamente essere sgombra e protetta. Proprio ritornando a quello che è il nostro compito, quindi un compito di rappresentanza di professionalità di un sistema paese che funziona, e proprio per questo ritengo che sia doveroso da parte nostra, da parte dell'Aeronautica Militare, continuare a fare quello che facciamo, cercando sempre di offrire il meglio e guardando avanti, però mantenendo anche uno sguardo attento su una tradizione, un passato glorioso che esiste. Per quanto riguarda quello che è il nostro compito, necessariamente deve essere portato avanti proprio con un contatto continuo verso i nostri cittadini, proprio perché l'Aeronautica Militare è una forza armata al servizio di tutti i cittadini, e quindi non tutti sanno tutti quelli che sono i compiti a noi assegnati, ed è proprio questo che noi rappresentiamo, proprio quelle persone che al nostro pari hanno deciso di servire il nostro paese, però lo fanno molte volte lontano dai riflettori, in condizioni ben peggiori delle nostre. Ecco, questa mattina abbiamo visto che vi siete esibiti, avete fatto il vostro lavoro, per noi un'esibizione, per voi un lavoro molto molto serio e fonte di grande addestramento, davanti a tanti bambini. Come vengono selezionati? Chiaramente avete molte richieste di partecipazioni e tot volte alla settimana, mi pare di capire, o comunque tot volte al mese, arrivano bambini a trovarvi. Esatto, l'aeroporto di Rivolto è visitabile nel periodo che va da marzo a settembre, dedichiamo determinate giornate alle visite e le visite sono aperte a scolaresche, gruppi e associazioni. 2-3 allenamenti al giorno, nella bella stagione 2 a settimana a Lignano per simulare le esibizioni sull'acqua, provando e riprovando figure e manovre, tenendo sempre presenti 2 punti cardinali, Codroipo e Udine, gli stessi che i piloti ripropongono fra loro anche in ogni esibizione in giro per il mondo, per indicare l'asse delle loro performance, il margine di errore ridotto all'infinitesimale.
Diciamo, a livello di addestramento chiaramente non iniziamo con il programma completo volando con 10 aeroplani, ma l'addestramento viene fatto per gradi e quindi il pilota neo assegnato alle Frecce Tricolori inizia a volare con un aeroplano singolo, quindi inizia a prendere confidenza con la macchina per poi essere inserito all'interno della formazione e iniziando a volare con formazioni piccole da 2-3 aeroplani, mano a mano che l'addestramento prosegue, la formazione si completa fino a fine aprile, dove vedrete l'addestramento con la formazione pressoché completa di 10 aeroplani. Ecco, quindi con l'arrivo della bella stagione inizia chiaramente il capire dove bisogna andare a lavorare per raggiungere un'eccellenza. È il 1° marzo 1961, quando nasce la Pattuglia Acrobatica Nazionale e da allora il programma di volo è rimasto pressoché invariato. 25 minuti con il naso all'insù, 18 manovre che fondono talento e precisione. Se ci si sofferma a pensare che la distanza in volo fra gli Aermach in dotazione alle frecce è di meno di 2 metri, si capisce come la qualità individuale debba per forza coniugarsi alla fiducia reciproca. Velocità e traiettorie sono infatti calcolate a vista. Nei cieli, il tuo vicino, il tuo fratello. Anno abbiamo l'inserimento di 1 o 2 nuovi piloti all'interno della formazione, focalizzando l'attenzione sulla parte volo. Ogni anno ci sono anche dei cambi di posizione, questo vuol dire che il pilota dopo 2 anni cambierà posizione e dovrà quindi imparare e iniziare un nuovo addestramento. Sostanzialmente in 5 anni abbiamo una formazione completamente rivoluzionata e la capacità deve essere proprio questa, quella di tramandare alle persone che vengono dopo di noi quelle che sono delle competenze, delle capacità, delle conoscenze applicate al nostro settore, ma soprattutto lo spirito del lavorare tutti quanti insieme. La gerarchia è fondamentale in un ambiente militare, come è fondamentale avere un obiettivo comune e una squadra unita che cerca di arrivare a quell'obiettivo comune. Noi voliamo molto vicino uno all'altro, quindi anche la fiducia reciproca è al massimo e quindi lo scambio di opinioni è sempre aperto. Con il tenente Liberata Daniello dell'Ufficio Pubbliche Relazioni delle Frecce Tricolori sarebbero tantissime le curiosità da andare a dipanare. Cominciamo con ordine, ci proviamo almeno. La prima, gli aerei, comunque i piloti a bordo, tutt'uno viene chiamato Pony. Abbiamo letto che è un nome mutuato da quelli che erano vecchi nomi di battaglia, chiamiamoli così, dei vecchi squadroni, delle vecchie scuderie. Ancora adesso si è portato questo nome. Come mai? Esatto, l'appellativo Pony affidato ai piloti delle Frecce Tricolori deriva dal fatto che la pattuglia di riserva prima che nascessero le Frecce Tricolori era quella del cavallino rampante. Poiché i piloti erano in fase di addestramento, la neonata pattuglia decise proprio di dare come appellativo ai nuovi piloti quello di Pony. Pony 0 è il comandante delle Frecce Tricolori, Pony 10 il solista.